come valuti questa iniziativa del Comune di Agrigento di titolare questa piazza a suo padre? Io devo ringraziare, sarò per sempre grata al sindaco e a tutta l'amministrazione, a tutte le persone che hanno contribuito affinché questa iniziativa arrivasse a termine. Volevo sottolineare, per quanto riguarda la figura di mio padre, che dal punto di vista politico non compete a me giudicare, però non posso non parlare di papà e del suo modo di intendere la politica, sempre staccato dalle cariche, dai partiti di appartenenza, ma sempre rivolto come stile di vita a qualsiasi tipo di persona. Era un servizio, mio padre si è messo per sempre e sempre accanto alla gente, tra la gente, e ha cercato in qualsiasi modo, dove è stato possibile, di cercare di migliorare non solo il territorio ma anche la dignità e i diritti dei cittadini, dei lavoratori, che ha difeso con lealtà, onore e tanta rettitudine, un fortissimo senso di responsabilità. Grazie a tutti. A proposito di senso di responsabilità, mi preme moltissimo, perché lui chiudeva sempre così i suoi comizi, ricordare e rivolgere un pensiero a tutti coloro che non ci sono più, che sono tanti, i suoi colleghi, le persone che insieme a lui hanno lottato affinché la democrazia si affermasse, i diritti dei cittadini e dei lavoratori fossero ben riconosciuti. Grazie a tutti. Sindaco, un'idea sicuramente bella quella di intitolare questo piazzale qui a San Leone a un grande uomo della politica agrigentina, l'onorevole De Caro. Ecco, da cosa è scaturita questa iniziativa, questa voglia? Vabbè, è un'iniziativa che nasce naturalmente dalla richiesta dei parenti, naturalmente della moglie e delle figlie, però era un qualcosa, un iter burocratico che già era iniziato prima della mia amministrazione. Tutto si era fermato, io ho ripreso in mano la situazione e dopo delle lungaggini burocratiche finalmente siamo riusciti a realizzare qualcosa di meraviglioso, qualcosa che rimanga per sempre, qualcosa che i ragazzi dovranno conoscere, perché l'onorevole Di Caro, a prescindere dai colori politici che non interessano, è stato uno dei politici con la P maiuscola, si è speso tantissimo per il territorio, aveva una storia fantastica, lunga, 51 anni di sindacatura, forse non so se è un record mondiale, ma sicuramente è un record, e quindi era il minimo è quello che l'amministrazione comunale Micichè poteva fare oggi. È una iniziativa che ricorda un uomo che ha fatto cose, e la memoria degli uomini si tramanda anche attraverso le cose realizzate, e questo lungomare ne è la prova.